Lungare. Solo l'autopsia potrà stabilire la causa della morte improvvisa di un bimbo di 2 anni morto ieri sera tra le braccia della madre. Andrea Restiglian, il più piccolo di 4 figli, stava facendo il bagnetto quando è avvenuto un improvviso malore che gli avrebbe provocato un arresto cardiocircolatorio. La madre avrebbe trovato il piccolo a terra dopo essersi allontanata per pochi istanti. Immediato l'allarme al suo 118, intervenuto prontamente. I sanitari, purtroppo, nonostante i suggerimenti dati alla donna per tentare di rianimare il bimbo mentre sopraggiungevano, una volta arrivati nell'abitazione della famiglia in via Crosara, non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo Andrea. Impossibile stabilire l'esatta causa della morte. In casa sono poi sopraggiunti anche i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze. Il piccolo non avrebbe manifestato negli ultimi tempi problemi particolari di salute. Per fugare ogni dubbio sarà necessario ascoltare anche il pediatra, mentre il magistrato ha disposto l'autopsia, senza iscrivere però nessuna persona sul registro degli indagati. La famiglia Restiglian, molto conosciuta in paese, si è chiusa nel proprio dolore, stretta nell'abbraccio della comunità, scioccata dalla notizia della tragedia.